Alessandro Mele, componente del coro Sunugoresu. Sabato il Teatro Eliseo di Nuoro ha ospitato la tappa conclusiva del progetto Grazia Deledda racconta la Sardegna, ideato e realizzato dall'Accademia di Tradizioni Popolari Sunugoresu. Come è andata? Un bilancio di questa 2 giorni dedicata al premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda. È stato un progetto molto interessante, appunto suddiviso in 2 tappe. Sabato sicuramente la tappa conclusiva è stata un grande successo, il Teatro Eliseo pieno in ogni ordine di posto ha reso il giusto merito a un'associazione che si è impegnata molto per questa iniziativa. Ma anche il primo appuntamento, quello che ha coinvolto Rai Sardegna, con la prima storica proiezione dello sceneggiatore Canne al vento, ha dato un assaggio di quello che poi è stato il grande spettacolo di sabato, che ha coinvolto numerose realtà del territorio da un punto di vista culturale e anche da un punto di vista di studi, non solo della nostra coralità, ma anche dell'abito tradizionale di Nuoro. Sicuramente vogliamo ringraziare non solo tutti i componenti del coro, ma anche il direttore artistico Michele Turnu, il presidente Gianfranco Carta e soprattutto tutti i nuoresi che anche questa volta hanno risposto in maniera veramente eccellente a un'iniziativa nata e ideata per la valorizzazione della Deledda ma anche della città di Nuoro.